Allora, riprendiamo un po' il tema. È arrivato, ci ha raggiunto Luciano Sguotti, PD provinciale, grazie di essere qui con noi. E allora, visto che tra l'altro fuori onda siamo già avvicinati a quello che è il tema seguente, quindi noi abbiamo preso il là dalla struttura ospedaliera di Padova, abbiamo visto, e vorrei introdurlo perché poi è connesso a quanto diceva anche il Presidente della Commissione Sanità, Boron. Vediamo quindi questi due contributi, il primo dalla RAI, un servizio nazionale sulle liste d'attesa, colpa sua che l'ha tirati fuori subito fuori onda, no, il nostro ospite che giustamente per rispondere a quanto diceva il Presidente della Commissione ha tirato fuori questo tema, ma infatti è quello che vogliamo affrontare, dalla ci allacciamo alle altre. E poi un altro invece di TV7, vediamolo insieme. Tempi d'attesa brevi nella sanità pubblica solo se c'è indicazione di urgenza. In tutti gli altri casi le liste d'attesa nel corso degli anni, più precisamente dal 2014 al 2017, sono notevolmente cresciute. 4 le regioni prese in esame dallo studio di CREA, commissionato dalla Funzione Pubblica CGIL e dalla Fondazione Luoghi Comuni: Lombardia, Veneto, Lazio, Campania. Nel 2017 65 giorni di media per ottenere una visita medica attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, 6 con l'intramenia, 7 nel privato. Per la colonscopia 96,2 giorni con il Servizio Sanitario Nazionale, 6,7 in intramenia, 3,3 nel privato. Ma vediamo esempi di allungamento dei tempi nel corso degli anni. Visita oculistica 61 giorni nel 2014, 88 nel 2017, 26 giorni in più in 3 anni. Nel privato a pagamento solo 6 giorni di attesa. Colonoscopia 2014 69 giorni, oggi 96, 27 giorni in più. Secondo questi dati si osserva, dice la Funzione Pubblica CGIL, che le lunghe liste d'attesa hanno incentivato lo sviluppo notevole dell'offerta privata. Dall'osservatorio sui tempi di attesa e sui costi delle prestazioni sanitarie nei sistemi sanitari regionali è emerso uno studio condotto su tutto il territorio nazionale in merito alla durata dell'attesa di una prestazione. A guardare la media nazionale, secondo i dati raccolti, sono 65 i giorni che un cittadino dovrebbe aspettare per ricevere la propria prestazione sanitaria attraverso il servizio pubblico, attesa che scende fino ai 7 giorni in ambito privato. La realtà dei fatti è più complessa e sfaccettata e soprattutto in Veneto assume declinazioni particolarmente serie. È un lungo percorso quello che ha portato la Regione all'attuale ordinamento in materia di liste d'attesa, un percorso che inizia già nel 2004 con una prima delibera di regolamentazione, a cui ne sono seguite altre 3, rispettivamente nel 2011, nel 2013 e nel 2017. Ma è con la legge regionale 30 che il Veneto è divenuta la prima e finora unica regione con una legge ad hoc che stabilisce limiti e paletti in materia di liste d'attesa. Le norme previste dal testo sono stringenti e prevedono, tra l'altro, ben 3 sistemi di controllo per monitorare il rispetto dei tempi d'attesa previsti dall'impegnativa che consegna il medico di base. Le classi di priorità, come è noto, si dividono in U, da prendere in carico entro le 24 ore, B, entro i 10 giorni dalla presentazione, D, entro 30 giorni e P, ossia entro 60-90 giorni dal momento della presentazione allo sportello CUP. La legge non transige su ritardi rispettivamente a questa classificazione e prevede severe misure nei confronti dei direttori generali che non rispettano alti standard di gestione. Tali norme valgono anche per i medici in libera professione, il cui raggio operativo deve conformarsi alle prestazioni erogate anche dalla sanità pubblica. Allora, detto questo, passiamo la parola appunto a Funzione Pubblica CISL. Che cosa ne dice? Qual è la situazione? Anche perché c'è stata una certa agitazione. I cittadini subiscono questo, per carità siamo messi bene in Veneto senza dubbio, però il ricorso al privato c'è. Poi sentiremo quanto sono contenti, però dicono non è colpa nostra il privato, e poi i medici come la vivono giustamente. Sì, io partirei sul primo filmato, sul primo contributo. È importante anche capire poi come i tempi di attesa noi li mettiamo assieme con le prestazioni che vengono erogate, perché altrimenti diventa quasi, no? Certo. Perché questo è un tema che va assolutamente capito e approfondito. E io credo, per la conoscenza che ho del Veneto, che tutto sommato l'esperienza del privato, quello convenzionato, comunque sia comunque molto limitato. E io sono tanti anni che sono all'interno del mondo della sanità, il problema delle liste d'attesa credo ci sia sempre stato ed è un problema che insomma noi conosciamo da sempre. Questo però, il pezzo che mi preoccupa di più è però
quello che dicevamo prima, cioè i professionisti della sanità anche in Veneto, come sono in grado poi a mantenere quello che oggi è una buona sanità e garantire anche quel pezzo, perché la prioritarizzazione delle impegnative comunque garantiscono l'emergenza, l'urgenza, viene presa in carico subito. Le liste lunghe sono quando non abbiamo urgenza e soprattutto abbiamo le liste lunghe dove abbiamo professionisti bravi, perché arriva gente anche da fuori e allora molto spesso quando non c'è lista la gente stessa, no, perché tutti noi oggi se abbiamo bisogno di una prestazione andiamo in internet e andiamo a vedere chi ci offre le garanzie maggiori e ovviamente lì diventa, e fai fatica anche a tenere il controllo, perché come si diceva prima, oggi l'utente va dove ritiene più opportuno lui, per cui non solo in Veneto ma addirittura dall'Europa e questo. L'altra questione invece molto importante è la questione medica e del personale, perché come si diceva prima, oggi anche per il Veneto vale la regola che il costo del personale deve essere 2004 meno 1,4% e il Veneto oggi non ce la fa più. Il Veneto non ce la fa più a sostenere questi ritmi, questa qualità di servizio che stiamo erogando e questo poi porta a quelle sacche di privato perché siamo ormai alla... riguarda la realtà medica ma riguarda il comparto tutto perché la richiesta di prestazioni, l'attenzione alla salute è sempre più alta da parte dell'utente e noi ci stiamo ancora confrontando con strutture che sono in qualche modo finanziate con quello che erano le risorse di 10-20 anni fa. Tenuto conto che poi il doverci confrontare con un dato storico porta che regioni che sono sempre state virtuose, come lo sempre stato il Veneto, ad avere scarsità di risorse, regioni che invece, vediamo quelle che sono insomma sottoposte al commissariamento, che avevano tante risorse, si confrontano con costi che invece erano molto più alti e questo è un limite che va assolutamente superato, altrimenti credo che non ci sia soluzione, perché la soluzione passa, perché come si diceva prima, 3 sono i fattori, le strutture, le apparecchiature e il personale. Se noi non teniamo in un sistema equilibrato questo, non saremo in grado di garantire i livelli che stiamo erogando attualmente alla sanità del Veneto. Lino Bruni, voi siete, in che posizione vi collocate? Perché effettivamente siete in una via di mezzo. Diciamo questo, che noi siamo, la Giunta Zaia ha spinto molto sul discorso delle liste d'attesa. Le liste d'attesa devono essere, diciamo, siamo tarati, siamo diciamo, molto attenzionati sulle liste d'attesa. Hanno ridotto le priorità, hanno ridotto e quindi per noi è molto importante questa, diciamo, questa voce. Poi un'altra cosa, per quanto riguarda il discorso delle professionalità, essere un centro accreditato, la Giunta Zaia ha fatto sì che sia molto, diciamo, si lavori molto sulla professionalità dei nostri medici, anche sulla regolarità un po'. Una cosa molto, diciamo, importante è questa. Però ci troviamo anche di fronte ai continui tagli come continuano ad esserci praticamente a livello nazionale, a livello anche regionale, ci scontriamo con questi elementi fondamentalmente. Quindi ci troviamo anche noi un attimino in mezzo a, questa, diciamo, a queste problematiche che riscontrano anche il discorso ospedaliero fondamentalmente. E voi come medici? Perché appunto, si parla anche di fuga dei medici, quindi il medico che dice mi metto nel privato. È una problematica molto ampia, perché ho visto i numeri lì e i numeri un po' non sono stati spiegati bene, perché sono stati messi un po' come capra e cavolo insieme, insomma mi spiego meglio. Quando si dice per esempio liste di attesa per un'endoscopia 60 giorni o giù di lì, insomma, invece in intramenia c'è libera professione ospedaliera in 6-7 giorni, però non si dà un dato che è fondamentale, cioè quante persone si prenotano in endoscopia con l'impegnativa al giorno. Faccio un esempio, se sono 100 persone al giorno, dico un numero, è chiaro che le liste di attesa si allungano. Se nel privato, perché il privato vuol dire che tu lo fai non di mattina quando fai l'attività ambulatoriale, ma dalle 5 in poi quando puoi farlo alla fine del servizio, e c'è un solo paziente al giorno che si prenota,
alla fine tu hai una lista di attesa molto corta, cioè se tu avessi un'attività privata come quella convenzionata, avresti le stesse liste di attesa come numero di persone. Non so se sono stato chiaro su questo. Poi c'è anche un'altra cosa a proposito delle liste di attesa, perché è vero, noi siamo controllatissimi sui tempi di attesa, perché tutto parte dal medico di medicina generale, con l'impegnativa che è informatizzata o rossa e in cui ha dei numeretti. Quella endoscopia che io prenoto, devo farla in urgenza, quindi devo farla presto, devo farla in una settimana, quindi con la B, devo farla in un mese oppure posso farla anche fra 6 mesi o un anno. Quindi tutto parte da una richiesta clinica. E noi siamo dentro questi tempi di attesa, perché l'urgenza viene garantita, la B, la settimana viene garantita, ma parte dal medico, non dall'esigenza di un paziente che magari psicologicamente sente di dover fare quella prestazione. Quindi i tempi, noi siamo controllati su questo tipo di prestazione. Poi c'è anche un'altra problematica, che è quella che noi lamentiamo come dirigenti medici, come primari, eccetera, e che si è spiegato bene perché i tagli si fanno sempre sulla sanità. Noi abbiamo saltato una generazione, cioè nei nostri reparti siamo tutti ultra cinquantenni, non abbiamo giovani neanche a cui trasferire il nostro know-how e questo vuol dire anche poi qualità che manca, perché nel momento in cui andremo in pensione, questi ultra cinquantenni, a chi abbiamo trasmesso questo nostro sapere, che non è soltanto un sapere letterario di studio o di libro, ma è di pratica, è di assistenza. E questo per cui nella qualità futura si perderà se non abbiamo un ricambio. Ora, tra le scuole di specialità o alcuni settori che, insomma, numero chiuso, quindi non possiamo. Fra il fatto che la specialità è nazionale il concorso, per cui magari uno di Palermo viene qua e poi dopo ritorna a Palermo, non c'è più la scuola, no? Che si faceva una volta, per cui uno poi dopo frequentava, faceva la gavetta, faceva la specialità e si formava alla Quindi scuola. Secondo lei il problema non è risolvibile a livello regionale? Quindi questo è un discorso nazionale, perché tutti i nostri giovani, guardi, io mi sono occupato dei precari medici, dei dirigenti precari. Purtroppo abbiamo giovani preparatissimi che fanno specialità, master, con dei contrattini che poi dopo, insomma, fanno ridere i polli, c'è da piangere, e questi qua se ne vanno all'estero. Londra è la città più a nord d'Italia, è piena di italiani che vanno a lavorare all'estero, perché qui non c'è un'opportunità, ma è un fenomeno nazionale ormai. Prima era solo meridionale, che venivano al nord. Adesso invece è nazionale, si è meridionalizzato anche il nord in questo senso. Ed è gravissimo, perché poi, ripeto, ne risente la qualità, oltre che le liste di attesa e tutto il resto. Quindi c'è altro che competitività. Perché, giustamente, se non c'è un ricambio, se non c'è il nostro personale, per esempio, è dimezzato. Non possiamo fare le stesse prestazioni a parità di organico dimezzato. E questo è un grande allarme che ormai lanciamo, ma non solo come ANPO, Associazione Nazionale dei Primari, ma sono tutti i dirigenti medici. È un grido d'allarme che ormai non sappiamo veramente come uscirne fuori. Concorsi pubblici non se ne fanno, a meno che non sia l'emergenza, l'anestesia, rianimazione e il pronto soccorso. Ma questo è un gravissimo problema e se noi non offriamo un futuro, saremo un paese di vecchi senza futuro per i giovani e per la nostra sanità. Sguotti, cosa ne dice? È una questione che si è trascinata di carattere politico? Questa ricerca compara dei dati del 2014 su 4 regioni rispetto al 2017 e i numeri li abbiamo visti, insomma, ecco. E fondamentalmente dice le politiche regionali, eccetera, hanno migliorato la capacità del pubblico di dare le risposte o hanno, come dire, reso, guardiamo poi i nodi di questi problemi, non voglio eludere nodi o dare responsabilità, però hanno dato questi anni delle risposte in merito alle riduzioni delle liste di attesa, che sono uno dei problemi molto sentiti da tutti, insomma, ecco. Pare di no. I dati dicono di no, poi qualcuno dice i dati sono stati mal comparati, però i dati dicono fondamentalmente questo, dicono fondamentalmente che in questi 3 anni in realtà le persone invece che
dirigersi al sistema pubblico si dirigono o al sistema privato oppure al sistema degli intramenia, eccetera. Questo è un dato su cui riflettere, la politica aspetta di riflettere su questo dato, perché vuol dire che in questi anni, nonostante l'inserimento della priorità, non c'è dubbio che in alcuni settori, in alcune specialistiche si è arrivati a un buon risultato, ce ne sono molte altre che in realtà il percorso si è allungato. Allora partiamo dai dati e poi partiamo dai nodi con cui risolvere. Il primo nodo è sicuramente, l'hanno citato chi ha intervenuto prima di me, il ricambio del personale, i vincoli della spesa, la necessità di efficientare il sistema pubblico, altrimenti è chiaro che poi le persone a parità anche, come dire, anche di spesa dei ticket eccetera, dico preferisco spendere un po' di più e vado nel privato. Allora riusciamo a efficientarlo meglio questo sistema? Mi sembra questa è la domanda fondamentale che arriva da questi dati. Allora più che scontrarsi, come dire, se i dati ci dicono questo, come rendiamo più efficiente il sistema? E credo che su questo io concordo, insomma c'è un bisogno di un ricambio e di una necessità di formazione in più, c'è un bisogno di allentare dei vincoli di spesa e di, come dire, di risorse che arrivano alle regioni, forse c'è anche bisogno di adeguatezza della spesa che forse va vista, ci sono probabilmente ancora sacche su cui recuperare della spesa improduttiva e forse anche un aspetto organizzativo del sistema pubblico dove le risposte vengono date in fasce forse più adeguate anche ai bisogni dei cittadini, perché se poi, come dire, il bisogno del cittadino preferisce risolverlo dalle 5 in poi del pomeriggio, forse anche il sistema pubblico dovrà pensare che se deve dare una risposta lo deve fare anche secondo un nuovo criterio organizzativo. Che cosa ribadisce a questo? Concorda? Su che cosa si potrebbe lavorare per venire incontro a queste problematiche? E poi non abbiamo chi rappresenti i pazienti, però insomma. Beh, si è menzionato ad esempio, no, sul servizio che la Regione è intervenuta anche nel 2016, poi 2017 per competenza, ma sulle liste d'attesa mettendo già in legge le fasce, sulle liste d'attesa. Ed è importante ricordare, come ha fatto il dottor Avruscio, che il medico di base individua nella ricetta l'aspettativa della visita, perché molto spesso c'è un po' di confusione su questo, ovvero il paziente va a prenotarsi la visita, gli danno, che ne so, 6 mesi e pensa che sia un problema in lista d'attesa. Non è un problema in lista d'attesa, ma è un problema di individuazione nella ricetta della fascia di attesa. In linea generale il sistema veneto è molto efficiente su questo, perché dice: io ti garantisco la lista d'attesa con il sistema pubblico e qualora il sistema pubblico non sia in grado di erogarla, in sostituzione con il sistema privato convenzionato. Infatti i dati rilevati nel servizio sono dati che poi sono nazionali, bisognerebbe andare a vedere il picco alto e il picco basso. Ci sono anche le attività straordinarie che si fanno per la riduzione delle liste d'attesa. Quindi è importante individuare quello. Poi bisogna anche però essere molto chiari, no? Perché se il Veneto intraprende una strada che è stata intrapresa col piano sociosanitario del 2012 e che individua anche forme di assistenza alternative al fine di sgravare le liste d'attesa, di sgravare i pronti soccorsi, di sgravare tante cose, tipo medicine di gruppo, no? E poi dall'altra parte il Ministero interviene e dice: le medicine di gruppo non sanno da fare, perché? Perché sarebbero anzi è ancora più particolare, dice: siccome ci sono alcune regioni che non sarebbero in grado di sostenerle e verrebbero a chiederci i soldi al Ministero, è meglio che nessuno le faccia. Però la riforma, la riforma sarà basata su queste medicine di gruppo? No, questo il Ministero l'ha inserito, la Corte dei Conti ha fatto rilevanza, il Ministero l'ha inserito negli indirizzi di economia e finanza, quindi è importante saperlo, perché poi le regioni intervengono, ovviamente bisogna
bisogna fare anche un atto di coraggio, secondo me, che è quello, nel momento in cui, e si sta cercando di fare con il contesto dell'autonomia, ci sono regioni che hanno capacità organizzative, sia in ambito pratico che economico, per dare servizi migliori, bisogna lasciarle fare, non è che possiamo tirare indietro tutti perché c'è qualche problema da qualche parte. Lo Stato deve intervenire dove c'è il problema e risolverlo, non crearlo anche da un'altra parte. Quindi abbiamo la necessità su questo di fare chiarezza. Poi, ovvero, se la sanità funziona, se il sistema veneto funziona, se ha delle eccellenze come azienda Padova, azienda Verona che creano attrattività, è normale magari che qualcosa in lista d'attesa si allunga, ma bisogna anche guardarlo come lato positivo, cioè non è che ovviamente è qualcosa di negativo, però io sfido, nel momento in cui si va dal medico e c'è scritto nella ricetta visita immediata, sfido che qualcuno mi dica che la visita immediata non venga erogata, cioè bisogna essere precisi. Non si può dire che si allungano le liste d'attesa nel momento in cui c'è una necessità e un'urgenza individuata. Il medico individua la necessità e l'urgenza e la visita viene erogata nei termini stabiliti. Poi nella programmazione ovviamente ci possono essere visite che vanno a 3 mesi, a 6 mesi, a 1 anno nella programmazione, ma se il paziente ha la necessità o sente la necessità di avere una visita immediata, lo dico anche per chi ci ascolta, vada dal medico di base e gli dica al medico di base che ha determinati problemi e quindi chiede una visita immediata, chiede una visita con estrema urgenza e non in programmazione. Non sono io il medico che deve fare l'analisi clinica per dire se questo è urgente o non è urgente, insomma. Però ci sono le condizioni. Assolutamente. Se posso... Sì, volevo infatti chiedere il suo intervento, anche facendole una domanda. Questo demandare, che comunque per carità è tutto legislativamente previsto, al medico di medicina generale una grandissima responsabilità e anche una competenza di un certo tipo, non può essere anche un rischioso, visto che, come lei diceva, ci troviamo davanti a una categoria medica di una certa età, con una professionalità di un certo tipo, perché molti pazienti lamentano che non sempre sono seguiti a dovere, si scoraggiano proprio per questa tempistica e quindi in una popolazione sempre più anziana che avrebbe bisogno anche di prevenzione, di seguire una certa tempistica, un 6 mesi, per quanto 3 mesi, quanto previsto, sono effettivamente tanti. Sicuramente. E lei sa la velocità delle patologie sì, attuale, sono un po' diverse da tanto. C'è un'attività che va sicuramente organizzata, perché noi medici usciamo tutti dalla stessa università, però poi dopo abbiamo contratti diversi, medici di medicina generale, specialista ambulatoriale, pediatri, ospedalieri, universitari, eccetera. Allora, sta di fatto che ancora, rispetto a tanti anni fa, la risposta che il cittadino trova è ancora ospedalocentrica per quanto si facciano tanti sforzi, tanto è vero che i nostri pronti soccorsi sono pienissimi di codici bianchi. Codici bianchi vuol dire c'è patologia che deve essere vista nell'ambulatorio distrettuale e solo il 3% veramente urgente, quindi deve essere organizzata. Ma ripeto, perché il medico di medicina generale? Perché proprio non è uno specialista, quindi però clinicamente se ritiene che il suo paziente che segue, che quindi conosce perché sa la patologia che ha, perché adesso tra l'altro è tutto informatizzato, quindi anche le analisi, tutto quanto è tutto visibile attraverso il sistema Galileo, almeno su Padova. Se ritiene che sia da vedere dopo 3 mesi o 6 mesi, basta fare quella crocetta là, ma è sempre per un giudizio clinico. Non è il paziente che decide, certo, io ho male, allora devo essere visto subito. È il medico che giudica se quel dolore è da vedere subito o fra un mese, oppure ti curo io senza bisogno che tu vada al pronto soccorso. È fondamentale che ci sia questo rapporto medico-paziente che poi dopo va a trasferirsi nel caso. Le faccio un esempio, una cosa, si è parlato sempre di efficienza, no? Ma le faccio questo esempio. Una struttura può essere efficientissima, quindi senza liste di attesa, perché fa magari 1000 elettrocardiogrammi al giorno. Le faccio un numero. Sì, per carità. 1000 elettrocardiogrammi al giorno. Caspita, è una struttura efficiente. Però 990 di quegli elettrocardiogrammi non servono a nulla, sono inutili, fatti inutilmente. Cosa ho fatto io? Ho fatto prendere
lo spazio e gente che magari ne aveva bisogno, ho speso inutilmente le risorse assegnate. Quindi non è solo l'efficienza, ma bisogna abituarsi a essere valutati per un altro parametro che è l'efficacia, la qualità. E questa è una misura che viene presa sempre poco in considerazione. Se io le faccio un esempio, deserto del Sahara, mettiamo che ci sia un ecocardiografo nel deserto del Sahara, o avrò una fila di beduini, perché tutti vorranno fare l'ecocardiografia. Prima non si poneva il problema. Allora bisogna anche distinguere fra quello che è una realtà, e poi c'è anche un altro discorso, la medicina difensiva, perché gli stessi medici oggi, visto che, come dire, a differenza di altre categorie della pubblica amministrazione, però possono essere incriminati, uscire sul giornale, poi il 90% risultano innocenti, però per medicina difensiva prenotano e prescrivono una serie di esami che però alla fine diventano inutili. E allora tutto si muove su un principio che bisogna recuperare. Non è trasformando il rapporto medico-paziente in paziente-azienda che si risolve. Bisogna recuperare quel rapporto clinico fra medico-paziente, quel rapporto di fiducia che purtroppo per molti motivi si sta perdendo. Questo è molto importante e comunque anche, diceva anche lei, il 50% anche circa ricorso. Lo studio dica esattamente che è vero che si dà la risposta, ma che sempre di più in questi anni la risposta a queste domande, dove i medici devono fare i filtri eccetera, sia data non dal sistema pubblico ma dal sistema privato. No, questo è il punto critico che nota questa ricerca. La ricerca fa vedere questo, in questi 3 anni. Quello che è aumentato è che le risposte le ha date il privato accreditato e non il pubblico. Allora, questa cosa qua vogliamo migliorarla. Allora, giustamente Boron dice c'è il problema dei medici. È così, questo è quello che dice. Negli ultimi anni la budgetizzazione è stata ferrea, le risorse tagliate in una maniera incredibile. Penso che voi mi confermiate che negli ultimi anni c'è stato dei tagli di budget, stati importanti sono stati, quindi non sarei così convinto insomma, che noi cerchiamo di dare al massimo le strutture pubbliche, le strutture private convenzionate cercano di dare risposte veloci, ripeto quello che ho detto che prima, siamo molto monitorati, lista attesa, siamo molto monitorati su diversi parametri, sono d'accordo, però abbiamo avuto dei tagli, sono stati micidiali, sono stati importantissimi di fatti. Infatti adesso vi do la parola subito. Ma poi credo che i tempi di attesa nelle convenzionate pubbliche siano quelli gestiti sempre dal centro unico di prenotazione. Che ci prenota di fatti. È il privato, quando uno va al privato, il privato qui in Veneto secondo me è ancora una libera scelta, a differenza di tante regioni, perché ripeto, quello che è mancato allo studio per renderlo scientifico è ma quante persone si vedono nel pubblico e quante nel privato? Perché se sono 100 persone nel pubblico e 100 nel privato e allora ci sono 6 giorni di attesa nel privato e 2 mesi nel pubblico, allora qualcosa non va. Ma se sono 2 persone nel privato e 100 nel pubblico è chiaro che le liste di attesa sono diverse. Comunque avete precisato una cosa importante. Manca la scientificità di quei dati. Avete precisato una cosa importante entrambi, avete detto di CUP, quindi il CUP che demanda quindi questo è importantissimo perché le persone, adesso ve lo faccio spiegare bene perché forse le persone non hanno presente questo, è un passaggio che per voi è chiarissimo. Allora andiamo in pubblicità, abbiamo dopo tempo di spiegarlo meglio. Pubblicità, pochi secondi, poi torniamo insieme.